Presidente Carlo Valerio, stavamo discutendo, vabbè, lasciamo perdere, non rendiamo troppo partecipi del dietro le quinte. Presidente Carlo Valerio. Sì, allora io vorrei non essere stato frainteso o aver enfatizzato troppo alcune cose. Confappi Padova si occupa dell'economia della provincia di Padova. E il Veneto ha una struttura economica e produttiva di un certo tipo ed è oggettivamente una delle nazioni, delle regioni più ricche d'Italia. No, ma sono dati usciti dal Corriere, è un dato di fatto, sono quindi purtroppo le osservazioni nazionale che facciamo noi quando chiedete, grazie per questo, a me il parere, io vi sto parlando della nostra realtà, ma questa cosa non è banale. Perché... Ma voi avete un ufficio studi, cioè non è che state, no, non è sì, un percepire. Ma il bello è che l'ufficio studi non sono studi, i numeri non sono nostri, sono numeri che tutti dovrebbero avere e che nessuno prende in considerazione. Ma comunque il punto non è questo. Questa cosa della specificità nostra dimostra un'altra cosa, e cioè che le nazioni non esistono più dal punto di vista produttivo, perché il mondo è talmente interconnesso. Quando noi diciamo in Germania usano solo i nostri componenti, ma in Germania le macchine che fanno sono fatte con prodotti e componenti che provengono da tutto il mondo, Giappone compreso, e in Italia è la stessa cosa, e in tanti altri posti è così. Quando noi parliamo di filiere, dobbiamo renderci conto di che cos'è l'Italia. L'Italia ha una filiera, due anzi, che potrebbero essere in linea. Uno è il turismo, che speriamo finalmente che venga preso in considerazione, quello culturale e quello di divertimento, e l'altro è l'agricoltura. Più che l'agricoltura, la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici italiani. Le altre cose noi non possiamo più averle. Ma qualcuno vorrebbe avere una Fiat che fa tutto in Italia? E poi a chi vendiamo? Con che tecnologie? Trump emette i dazi ha detto di metterli, non li ha ancora messi. Ho capito, ma al di là di questo, l'Italia produceva, la Fiat produceva in Italia quando di fatto era un'azienda sostenuta dallo Stato italiano, così come succede adesso con l'agricoltura nostra che è sostenuta dalla comunità europea. Quindi io dico, chi fa valutazioni di vario tipo, continui pure a fare le valutazioni, ma la ricchezza viene prodotta dalla produzione. Punto. C'è una parte della società che produce ricchezza che poi viene spesa e utilizzata in cose assolutamente legittime e doverose, l'assistenza sanitaria, la cura delle persone, la scuola e tutto il resto. Ma se noi non produciamo, noi non abbiamo da consumare e tutti i conti che andremo a fare varranno poco. Gli acquisti di debito della Banca Centrale Europea non hanno portato una lira alle aziende italiane, una lira. Sono stati utilizzati tutti dalle banche per sistemare le loro situazioni e in parte dal governo per vendere e creare ulteriore debito. Quindi, no, ma non sono critiche personali, voglio dire, perché noi siamo positivi? Perché dobbiamo essere positivi. Se noi fossimo tutti negativi, quel baucco dell'imprenditore che ci mette la sua casa, i suoi soldi, la sua storia, il suo futuro, il futuro dei suoi figli, ma che cosa produce a fare? Che cosa rischia a fare? Allora, ma le vostre valutazioni sono comunque convalidate. Scusatemi se mi animo, ma ogni tanto ci sta anche. Ecco, allora, è l'export che tira benissimo, è l'export tira nelle cose che noi sappiamo fare molto bene, tirerà sempre, perché le nostre macchine per la lavorazione del legno o dei metalli sono in concorrenza con quelle tedesche numero 1 al mondo da sempre. Noi siamo la seconda manifattura europea, poco dietro la Germania. Noi dobbiamo continuare a crescere e esportare. C'è qualcuno che tirerà di più, il Veneto, il Nord-Est, il Nord Italia. Di fatto noi siamo già un'altra parte di Italia. Noi siamo un pezzo di Europa che va dal Mar del Nord fino al Mar Adriatico. Questa è la condizione. E dopo continuiamo a dirci sì, ma la nazione, l'Italia, come facciamo? Le nazioni esistono, ci sono, ma sono molto spesso un danno, non una ricchezza, perché di fatto oramai tutto è globalizzato, ma nel senso positivo del termine. Tutto è interconnesso e tutto viene fatto con cose che arrivano da altre parti e soprattutto da cose che vanno da altre parti. Però noi siamo sottoposti a una legislazione ben precisa, ma certamente, un sistema è per fiscale questo che diciamo preciso. Che ce la semplifichino, se non altro, sì, chiudendo Pontelli, poi devo sentire l'intervento. l'onorevole Bondi. Mi sembra strano sentire parlare
della mancanza delle filiere, qua siamo a 5 km dalla riviera del Brenta. L'Acrib, che è considerata una delle più grosse associazioni calzaturiere, che rispetto all'ANCI è l'unica che cresce, ed è un gioiello che viene studiato in tutto il mondo. Quindi le filiere esistono e sono 4, non è vero che non esistono. L'agroalimentare, l'arredamento, il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero e pelletterie. Apro una parentesi, è talmente vero, no, l'automazione è il quarto, è talmente vero che Burberry ha investito una quantità di milioni ed ha aperto in Toscana, come lo ha fatto precedentemente Gucci per quanto riguarda la confezione, ha investito in uno stabilimento per la produzione di accessori di pelle e borse varie. Quindi cosa vuol dire? Il problema non è tanto la filiera, il problema non è quello che vogliamo noi, quello che vogliono gli altri, il problema è uno, cosa vale adesso nel mercato? Perché se noi affrontiamo il mercato sempre ragionando dalle proprie posizioni, ma io sono di una filiera estera, sono una filiera interna, il problema è il mercato cosa richiede? E allora torniamo indietro. Nel 2016 la Bloomberg Investment ha fatto una ricerca di mercato presso tutti i consumatori statunitensi, i quali all'82% cosa hanno detto? Che erano disponibili a spendere anche 30-40 dollari di più per il singolo prodotto, purché questo non fosse espressione made in China. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi esportiamo un prodotto che sia espressione made in Italy reale, noi non esportiamo un pezzo di ferro o una scarpa fatta di pelle, noi esportiamo una cultura. Perché la cultura dell'Italian way of life, mettetela come volete, tutto quello che è intrinseco a Made in Italy è l'unica cosa che ci possa salvare. Tutto il resto sono sciocchezze, nel senso che c'è chi ha la fortuna di essere talmente qualificato ad entrare in filiere estere ed è una sua capacità dell'imprenditore, perché l'imprenditore non è che si inventa da un giorno all'altro, ma se noi non sosteniamo soprattutto normativamente le filiere delle famose 4A non c'è nulla da fare. Ecco, infatti qua volevo chiedere a lei, onorevole Bond, tutto questo si inserisce in una fattibilità a livello operativo di governo? Lei ha cominciato a metterci il naso lasciando la regione e quindi andando a Roma, che cosa la vede? Diceva prima fuori onda, si occupa in modo particolare di due settori un po' perniciosi, uno quello delle banche e vabbè, apriamo un vortice che però... Vorrei agganciarmi un attimo a una brevissima battuta sulla considerazione del presidente di Confabi che dice noi produrre, no? Pensate 10 anni fa, non voglio fare polemica con nessuno, non sono sicuramente il tipo, ma pensate 10 anni fa che si teorizzava il concetto essenzialmente del non produrre più nulla, no? Era un errore? Una sciocchezza? Era un grande errore, certo. Non faccio i nomi che io, però si doveva fare solamente servizi, noi dovevamo essere dei grandi passacarte e di grandi passaweb. Sciocchezze. Invece alla fine praticamente grande sciocchezza. Allora, che segnali dobbiamo dare? Cioè, però sono cambiate le cose, insomma. Guardi, carissima conduttrice, noi come Forza Italia non saremo al governo e quindi la vedremo fuori, appoggeremo di volta in volta dei provvedimenti, però ci sono delle emergenze, voglio portare un po' il dibattito su dei temi principali. Una emergenza importante è sicuramente la crisi del sistema bancario nella nostra regione. Io continuo a ripetere che secondo me nella nostra regione, per quanto riguarda i consumi, per quanto riguarda la fiducia ai consumatori, per quanto riguarda il comportamento delle singole famiglie, c'è una grande paura, c'è una grande estensione dei consumi, c'è praticamente una grande sofferenza. Quindi siamo in stallo. Guardi, lo vedo, non me lo invento, non sono un politico di attività politica, ma sono un politico che lavora e io mi accorgo di questo. Se vado in Austria, l'aria cambia. Se vado a Bolzano l'aria cambia un pochettino, se vado a Trento, carissima conduttrice, comincio essenzialmente a capire che c'è crisi anche lì. Allora, sul tema delle banche bisogna che venga fatto un ragionamento chiaro dal prossimo governo. Allora, c'è uno spartiacque, la linea del Piave. Fondo che nell'ultima finanziaria sono stati messi così, in maniera simbolica, 100 milioni di euro, si capisce che sono molti di più. Fondo e come praticamente attivare quel fondo là. Ma poi c'è il tema degli NPL, l'economista Pontelli, l'ho sentito parlare recentissimamente e condivido in pieno, il tema degli NPL, delle sofferenze, della SGA di Napoli che chiamerà uno per uno e tutti quelli che hanno firmato per garantire quel prestito, quindi le linee praticamente di credito e di garanzia di quella famiglia per quell'imprenditore, per quel figlio di imprenditore, per quel papà
che magari ha firmato 100.000 euro per fare una determinata attività. Adesso non sono arrivate ancora, sono arrivate solamente le notifiche nel dire guarda che ti ho preso in carico, sappi che l'IBAN è questo, se vuoi versare oppure tratteremo. Ma quello è il tema, perché quando è stata fuori la storia del pastificio Zara e fra poco salterà fuori qualche altro problema su qualche calzaturiero importante, no? Lì si capisce qual è la temperatura. Possono esserci magari degli errori anche aziendali, possono essere anche magari delle linee di produzione non corrette, possono esserci anche degli investimenti pubblicitari, però c'è un dato di fatto. Lì sono stati dati tanti soldi con tante azioni comprate, le azioni non valgono zero, i soldi li devi restituire. Questo è il concetto. Sì, semplificando al massimo. E lì, finisco, dopo do il tempo la prossima volta agli altri, e lì il tema è tutto. Allora, cosa deve fare il prossimo ministro dell'economia e il prossimo essenzialmente ministro delle finanze? Deve capire dove trovare i soldi e deve capire di fare un fondo che sia accessibile, perché se noi applichiamo il diritto bancario, il diritto praticamente legato alle sofferenze, in questo momento quel tipo di accessibilità c'è poca c'è. Non voglio fare polemica con nessuno, la buona volontà io l'apprezzo, quindi al segretario del PD dico non sono contrario, non rifaccio la guerra, non faccio i cartelli modello 5 Stelle, dico bene, già un segnale, però ci deve fare molto. Io ho costituito proprio un gruppo interparlamentare di tutte le forze politiche per trovare assieme e fuori dal Parlamento, anche con dei tecnici, delle soluzioni. Allora, lei rappresenta la Lega. Certo. Invece loro saranno magari, valuteranno di volta in volta, il PD sarà l'opposizione, dirà che posizione potrà avere, però voi dovrete in qualche modo co-governare. Già chi parla in questo modo e quindi è disposto a collaborare, a istituire un tavolo, insomma, interdisciplinare anche per condividere è positivo. Si parlava prima di servizi, i trasporti dove noi anche siamo molto forti, proprio ieri ne parlavo con un collega, insomma un collega di lavoro, dove si vede questo evento di tutto ciò che è l'acquisto online che sta aumentando molto forte, in maniera molto forte, anche di quindi commercio all'estero. È molto i prodotti, si parlava poc'anzi della mancanza di produzione, ormai sta diventando tutto molto più comodo, basta un click per acquistare qualcosa. Allora dovremmo inserirci assolutamente, quindi lo sottolineo per l'ennesima volta, in questo grande mercato che si tratta di produzione di prodotti veri e propri che le persone hanno necessità di acquistare, che poi dopo invece ci soffermiamo solo ai servizi, mamma mia, arriva subito, è tempestivo e c'è il trasporto. No, dobbiamo anche noi italiani capire che dietro a tutta questa macchina, purtroppo, se ci mette 3-4 giorni ad arrivare, vuol dire che arriva anche dall'altra parte del mondo. Tutte le vicinanze, insomma, le lontananze, diciamo, si sono ridotte, però stiamo facendo un danno alla nostra economia. Allora, però i soldi per arrivare concretamente, che quello è il problema, è la paura di molti, perché serviranno dei fondi, e giustamente l'onorevole Bondo ha detto per questo. Serviranno dei fondi, peraltro sentiremo anche il segretario del PD, le industrie dicono noi vogliamo la semplificazione massima, però poi... E poi le proposte che avete fatto, perché i cittadini se le aspettano in qualche modo, riviste, risistemate, non dico che sarà sussidio di 750 euro dei 5 Stelle o l'aliquota unica, allora, però qualcosa ci dovrà essere. Il sussidio dei 5 Stelle si rischia solo di far adagiare, insomma, quei cittadini che magari già avevano, quindi di non stimolare. Però ci dovrà essere un compromesso su sta roba qua, perché sennò... Sicuramente. Mi spiace che non ci sia un rappresentante questa sera del 5 Stelle, perché l'abbiamo invitato, non potevano intervenire. Sarebbe stato bello un confronto. È vero anche che i finanziamenti sono soldi e guadagno per le banche, quindi se il produttore non ha necessità di finanziamenti o perlomeno non riesce poi a giustificare delle garanzie per far ritornare questi investimenti e finanziamenti alle banche, ovviamente si ferma tutto. La flat tax, che insomma si parlava prima all'inizio della puntata, sarebbe un abbassare, uniformare diciamo, qualcosa di talmente alto e assurdo di pagamenti, e quindi riuscire a incentivare, stimolare, promuovere quell'attività che adesso è allo zero. Ma il numero zero non deve spaventare oggettivo, senza nulla togliere all'economista Pontelli. Lo zero è un segnale comunque di equilibrio.
io ripeto, voglio vederla in chiave ottimistica, dire cominciamo a fare quel 0, intanto, dammi un po' di stabilità, lo dirò 10 volte finché non si stancano a casa, ma spero di no, insomma, che dovremmo dare un po' di stabilità in linea generale, anche perché adesso richiedere di andare a votare ai cittadini assolutamente, non me la sentirei io da primo cittadino a chiederlo, quindi figuriamoci anche a livelli più alti. Voi ravvisate la possibilità, alla luce di quelle che sono le esigenze concrete, di fattibilità di queste proposte di governo, per esempio? Io purtroppo mi sono già espresso anche prima. Io penso, cercando di essere anche operativi, sì, perché al di là sì, del fatto che sì, potrà no, essere ma un'opposizione, ma la gente vuole costruttività, insomma. Al di là delle battute, è preso atto con un'ultima battuta, se mi è permesso, che mi pare che l'arte della politica in questo momento sia più quella sul percepito che sul reale, cioè l'arte di saper vendere bene il prodotto che si ha in casa, e su questo devo dire che dal nostro punto di vista che siamo terzi a tutti, questo va detto, nel senso che le altre forze politiche hanno gioco, forza e chiaramente saputo interpretare un malessere diffuso, dando risposte dirette a problemi che erano correnti, sui quali fino a un anno fa Matteo Renzi era eccezionale nel comunicare. Ma infatti poi si è incantato, però io invece apparterrei a una categoria politica che vorrebbe che ci fosse conseguenzialità tra quello che si promette e quello che si riesce a dimostrare ai cittadini di poter fare. Allora, su questo so che il Matteo Renzi di turno è facilmente oggetto di attenzioni, perché ha fatto 2 o 3 battute magari infelici, mi dimetto, e poi è rimasto lì a guardare, o qualche altra presa di petto rispetto a temi. Però guardate che, e qua spero che ci possa essere anche l'onestà intellettuale di riconoscerlo, in termini di ricaduta sull'operatività delle aziende, alcune attività poste in essere dagli ultimi governi, dall'ultimo in particolare, sono molto significativi. Io ricordo sempre quella del 140% sugli ammortamenti, cioè quella è una riduzione reale delle tasse e riguardava in particolare chi, producendo, guarda all'estero e sente di avere la possibilità di investire in azienda. Ma torno agli aspetti della vicenda di questi giorni e del contratto. Io penso che ci siano dei temi che sono ineludibili, perché sono la conseguenza diretta di quello che i cittadini hanno messo chiaramente dentro l'urna, che è sulla Fornero, ad esempio, quindi il discorso pensioni. Sulle pensioni. Io mi aspetto che questo governo metta mano immediatamente a quel tema. Secondo voi è corretto questo, farlo? Cioè, allora, al di là di guardate, tutto, come la pensate? Bisogna che ci diciamo tutti che siamo tutti convintissimi che andassero posti in essere dei ritocchi alla legge Fornero. Ma un conto è dire ritocchi, un conto è blandire la clava per dire che la Fornero va buttata nel cestino, non però dicendo la seconda parte della verità, ossia che servono una marea di risorse, altrimenti il sistema implode, perché il sistema pensionistico vive su chi lavora, mantiene chi è in pensione. E allora o aumenta la platea di chi lavora, ma se ci siamo detti che stiamo uscendo da 8 anni di crisi imperturbabile, e tra l'altro con la nostra classe sociale, che certi lavori non li vuole più fare, però non vogliamo importare forza lavoro dall'estero perché tocca l'altro problema, che è quello dell'immigrazione. Certo. Allora delle due l'una, cari cittadini, come sono abituato a fare io, sbagliando perché non ne ho un ritorno elettorale nel breve. O ci diciamo le cose come stanno, e allora ci diciamo che va ritoccata la Fornero. Però guardate che se non lo facciamo con un minimo di coscienza, la prossima, non la mia, ma la prossima generazione, che è già un dato di fatto, non avrà mai la pensione. I vostri figli dei figli non la vedranno mai la pensione, per come è impostata adesso. Cioè, o viviamo con un traghettare il nostro dato politico che non sia esclusivamente il giorno dopo, quindi anche dicendo a schiena dritta ai cittadini che certe cose non possono stare, perché
Se io a questa cosa della riforma della Fornero metto insieme la flat tax, che vuol dire che anche fossero 2 aliquote, chi paga 20.000, chi ha 20.000 di reddito, non gli cambia nulla. Ma chi ne ha 450.000 gli cambia di 100.000 euro di tasse in meno. Cioè, signori, quella torta delle entrate fiscali che serve a fare tutto per tutti, serve a fare i servizi sociali, la sanità, l'istruzione, dove le troviamo le risorse? E non venite a dirmi che sarà un condono fiscale, così come è stato proposto, che vale per un anno. Il condono è per antonomasia una tantum. E allora voi volete dirmi che mettere la flat presupporrà che tutti quelli che non pagano tasse, perché ne pagano con la certezza il 15, ne pagheranno di più? Perché ripartirà l'economia? Sono molto dubbioso. Mi aspetto di vedere i dati di fatto nei prossimi mesi. Resto dubbioso però. Sì. No, adesso le do la parola, andiamo in pubblicità, perché appunto alla luce di queste perplessità devo sentire voi due, ovviamente, cosa ne pensate. Poi voglio sentire anche la Lega, che cosa oppone, che cosa valuta al proposito, e naturalmente Forza Italia che valuterà di volta in volta, però giustamente ha già le sue idee al proposito. Andiamo a pochi secondi in stacco.